Oh ragazzi, spesso mi dicono come faccio a estrarre fuori gli accordi da una canzone? Beh, io ho imparato pian piano, all'inizio mi ha aiutato mio padre, avevo 5-6 anni e lui suonava e mi diceva no, senti bene così, ora vi dico la mia tecnica. Poi, guardate qua. Quando ascoltiamo un brano, io la prima cosa che ascolto per tirar fuori gli accordi, ragazzi, la melodia devi avere orecchio, se quello fa, allora tu devi provare nota per nota. Ora se sei allenato capisci anche l'intervallo, una quarta, una quinta. Però se sono accordi, io la prima cosa che ascolto è il basso. Sapete meglio di me che quando ascoltate un brano c'è la batteria, la tastiera, il basso e la chitarra. Il basso è la frequenza più grave. Quindi io la prima cosa che ascolto è il basso, perché il basso di solito, non sempre, ma di solito dà l'accordo. Quindi se voi ascoltate un brano, che ne so, vedi, na 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 na. Sì, ho preso il brano dove non c'è il basso, però vabbè, insomma, se non c'è il basso riuscite a estrapolare insomma la nota più grave. Che ne so, quanta fretta ma dove corri, dove vai? Voi sentite il basso, tum, 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 tum. Quindi col basso vi orientate, ad esempio, sapore di sale, sentite sto basso, sapore di mare. Quindi se un basso mi sarà o mi minore o mi maggiore, ma minore, che hai sulla pelle, la, quindi la minore, che hai sulle labare. Na 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 na, si minore, basso si, na 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 mi, na 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 la, na 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 re. Quindi prima tracciatevi delle linee di basso e poi pian piano l'orecchio, abbiamo la fortuna di avere un orecchio che riesce a scandire le frequenze. Quindi concentriamoci sulle frequenze basse. Dopodiché concentriamoci sulle frequenze medie, quindi gli accordi. Può essere un Do, può essere un Do settima, ma con l'allenamento lo sentite che è un Do settima. Può essere un Do, ok, con la sesta, questo è un po' più difficile. Quindi prima concentratevi sul basso. Vediamo se prendo un brano, che ne so. Ma prendiamo un brano a caso. Ovviamente per sentire il basso meglio dovete usare le cuffie, perché con le cuffie sentite tutte le frequenze. Se voi ascoltate il basso da un MacBook Air, tipo da un portatile, non sentirete le frequenze basse. Allora, ascoltiamo San Luca di San Luca featuring Carbone di Cremonini. Qui non c'è un basso, c'è un tappeto, però il tappeto ha una nota. Sentite? Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare. Quindi, già capite il basso. E questo è un La. Proprio oggi che la mano. Poi vedete se è la minore o la maggiore. La minore proprio. Oh. Quindi mi. E magari mi trovo. Quindi proprio oggi che la maggiore basso. Canticchia il basso. Ho fatto l'ottava prima. Questa è la tecnica. Ok, certo ho preso un altro brano dove si sente il tappeto, però dall'accordo della melodia, poi dall'accordo della tastiera al tappeto che ci sentite. Provate con diversi brani, insomma, se avete domande. I'm here. Hi. Mettete mi piace. Mettete mi piace.